presi in Aventino, 30, non mi ricordo, poi aveva fatto un viaggio e ci ha riportato. Tanto bene ci ha riportato, era proprio vicino al coltivatore diretto, siamo stati come la Villa Petignano e poi vicino, no, così, lontano così. E siamo stati lì, siamo stati altri 6 mesi. 6 mesi, tutto l'inverno del 44, dal 44 al 45, praticamente, dopo il 45 siamo liberati. E di lì ci stavo per una volta. Anche meglio. Perché c'era un macello, ammazzavano una ventina di mucche al giorno, 40-50 maiali, e facevano una bella bolla di carne, riforniva il fronte francese, la roba che mandavano il fronte di Francia. Al mese, dunque, questo verso il 20 di marzo, allora sì che c'era il frontone, erano gli americani vicini e ci hanno fatto fare la ritirata, tante volte, ci hanno fatto partire. C'era, Tenea ci accompagnava un invalido civile, una mano era civile, una mano che la voleva preparare, e la mano era buona, però c'era la rivoltella, tutta la buona, comprava la rivoltella. Ci accompagnava quello. Ci accompagnava quello. Quando avevamo capito che avevo fatto 3-4-5 km, era quasi tutto, o prima di notte. Siamo passati per il paesettino e siamo scappati, volevamo scappare gli altri, del gruppo, ci ha trattenuto e dopo quando erano trattenuti facevamo di notte. Ci ha visto questo, con la rivoltella, dovevano tornare nel gruppo. Ma a un certo punto ho ritornato perché era passato in cristiani era il divertimento. Ah certo, non ci mettevano niente. Avevamo fatto altri 2 km, 3, era quasi notte. E allora siamo scappati un'altra volta. Ma tu vedi, stai tanto bene, voleva scappare, voleva scappare per forza. C'era un campo che c'era un po' di cespugli, un po' di piante. E allora siamo scappati, erano in 4 e c'era anche una colombella. E siamo nascosti tra questi cespugli. Siamo stati 10 minuti fermi perché per andare e poi dopo siamo tornati, siamo costruiti un po'. E siamo ritornati sulla strada. Siamo ritornati sulla strada e siamo contro quelli che facevano la ritirata, siamo contro quelli verso gli anziani. E nelle messiguri della strada io un po' parlavo in tedesco e ho domandato a uno se andava bene nella strada per andare a Heidenkirch. Mi ha detto a che fare? A lavorare. E con chi? Con Kleinbuchs. E chi è? Era il padrone. Io lo sapevo. Quello che ci aveva lavorato. Tutte le parole erano tutte precise. E mi ha detto sì, va bene. Allora da quel momento siamo iniziato la strada e siamo tornati veramente un po' più lunga, che siamo arrivati alla mattina, siamo camminati tutta la notte e siamo ritornati lì. E era quasi giorno, però se eravamo battuti, sulla casa del contadino si lavorava io. Io ero pratico, ma io ero nel posto. Il tedesco faceva. C'avevo la baracca di legno che ci teneva i cavalli, il sapevento, il tecnocratico. Allora ci siamo 30 strappati.
E non ci pensiamo a questo. E noi arrivati gli americani e abbiamo aperto la porta e siamo scappati di squarciamento. Mi ha chiamato. Anto! Mi chiamerà Anto. Anto! Oh, io ho detto. Ah, mamma a casa mamma perché è un po' queste parole mi ne hanno parlato anche da no. E io sì, e siamo presi americani. Siamo presi americani e siamo con la camionetta e ci hanno portato indietro e ci hanno messo un posto. Dopo abbiamo spostato un'altra volta e siamo stati 6 mesi con gli americani fino al 4 di settembre e poi ci hanno messo tanto dentro. Finalmente siamo stati In Italia. prima di rientrare a casa, siccome che siamo passati a Fossato di Vigo, io sapevo che a Fossato di Vigo c'era un trenino che ci portava Umberti, c'era Appennino, mi riportava Umberti, no? E adesso ma fermo, e più il treno era a casa, e il treno non c'era più, era i bombardamenti. La ferrovia. Eravamo per Giacomo, c'erano 15 km. Ho staccato che c'era un muro, un carretto, sono buttato su quel carretto, un po' da Gubbio. L'ho portato a Gubbio, mi ha preso i frasi e i fratelli, mi hanno dato la cena, mi hanno fatto dormire, però mi hanno trovato anche un mezzo per andare a Umbertide, un cambio, che già passa per Umbertide, già su verso città di Castello. E quando che è stato alle 2 della notte, siamo partiti verso le 2 della notte, era un cambio vecchio, perché Umbertide siamo venuti un po' d'ora. Alle 4, verso le 3 e mezza, alle 4 eravamo aperti. Io quando sono sceso dal cambio, Umbertide era conosciuto, l'ho riconosciuto, era tutto sbarcato, da quando sono partito e quando sono venuto, i ponti erano rotti, tutto sotto giù. Non c'era un'anima, non c'era nessuno. Io avevo 2 valise, perché allora c'avevo proprio roba, ho provveduto roba per viaggio, roba per dormire, un po' di vestiario, 2 valise. Ho preso 2 valise, sono andato a casa. Era 3 chilometri, ho fatto 3 chilometri di strada. Prima di andare a casa sono passato per la famiglia, vicino a casa, e ho chiamato, non mi riconoscevo. Io ho detto, così, mi menziono il bagno, io sono andato al bagno, ma sento quel modo, ma manco 3 minuti, ero tutti a terra. Ma quando l'hanno vista i suoi invece proprio, i suoi familiari, la mamma, il papà, i fratelli, Allora, qual è stata la reazione? Che hanno detto, che hanno fatto? L'hanno riconosciuta poi, Mauro in quel modo? sì. Sì, perché qualcuno non è stato neanche riconosciuto quando è tornato dai E campi. partevano sulla casa mia, li avvisare che sei un conto. La mia mamma, i miei fratelli, mia sorella. Che all'Ezca era lui, era tornato. Ma allora mi conoscevano, però sto bene. Ah, certo, dopo che era stato sul campo, già. dal macellaio. Dopo con gli americani stavo molto bene. Allora era un forza, insomma. Certo, aveva recuperato. Io la mia storia della mia prigionia è stata questa, insomma. E poi È militare. Sì, ha fatto il militare, è partita a 19 anni. Sai che ha fatto lui? Era a Bologna, militare. Allora è venuto l'armistizio e i soldati li prendevano per portarli in Germania sui campi di concentramento. Allora lui che ha fatto? Si è messo d'accordo con 2 o 3 altri soldati, ma certo per scappare c'era un viale grande lì, era tutto. Invece è stato un momento che erano distratti, sti ragazzi sono scappati via, se ne sono accorti e sparavano, le pallottole, però non sono riusciti
sono andati sui campi. Da Bologna è tornata a piedi. Mio fratello da Piombino ha preso la bicicletta del militare, no? Si è cambiato, ha messo i panni civili, ha preso la bicicletta e da Piombino e tornato a piedi. La bicicletta. Con la bicicletta. Lui invece è tornato a piedi, è uscito, è andato da una famiglia, si è levato la divisa e gli hanno dato quelli che avevano per vestirsi, se no la riprendevano, non vestiti da soldata. Dagli E altri, poi loro erano partiti e erano tornati. E mio padre è venuto da Lubiana a piedi, 4 fratelli, 21 giorni. 4 fratelli eravamo, no? Le scarpe finite. 3 fino a piedi. è sotto le armi, uno in Russia, uno in Germania e uno in Africa. Quello in Russia ne va. Quindi Nella Russia, no? sì, la Russia non aveva venuto. C'è quello che mi ha toccato a mia casa. Ce ne sono stati tanti. E invece questi altri nonni che ci raccontano? Quando è cominciata avevo 3 anni, quando è finita ne avevo 7-8. Era E poi piccolino. ricordo lì perché è successo lì da me, insomma. Lei di dove era? Dove abitava? A Lisciano. Ah, vicino, lui a Montone. Dove abitava? A Lisciano, a Liccone. A Lisciano. Non Lincone, Lisciano Lincone, Ah, è più su. è un po' più. È Mercatale, quelle zone lì. E sicché niente che è successo dentro la casa e basta. Mi ricordo che vennero i tedeschi a riposarsi, 2 settimane da noi, presero una stanza, 10 tedeschi dormivano tutti con le coperte, la paia, tutti sulla stanza. A giorno andavano a prendere, a rubare galline, poi gli agnelli, i vitelli, perché trovavano per noi. Che voi glieli cucinavate voi? No, facevo tutta Da soli? anzi, a mia mamma gli davo qualcosina, le carne, portavo le galline vive, gli tagliavo la testa e la mia mamma la tirava perché mangiava. Dopo mi ricordo un tedesco, era alto, mi pigliava dal balcone di destra e dalla lontanetta, c'era il balcone, mi buttava sopra il tetto, sempre con quel tedesco. E mia mamma mi diceva, questo a casa sua, diciamo, un ucraino come te, da 3 o 4 anni, era un po' biondina. Sempre con quel tedesco assieme, mi metteva sul carrozzino, come si dice quel carrozzino, mi portava a spasso, mi pare che mi dava il cioccolato. Io passo. Quindi basicamente I ragazzini, la guerra è una novità, la sopra. È come quando vedete adesso, so sul Libano, di qua di là, i ragazzini che fanno? Giocano in mezzo alle bombe, giocano in mezzo alle materie, e io ero un po'. Ma quindi nessuno mi ha trasmesso la paura, che ne so, quando sulla sirena sentiva gli aerei. Paura l'avevamo, che hanno fatto il mio papà, che aveva fatto la guerra del 18, ha fatto un rifugio anche. E come era fatto? Quando veniva al fronte, dal sud e dal nord, che scacciavano i tedeschi, ha fatto il nord, il fronte veniva dal sud, no? Noi avevamo la casa su un cuculo, da tutte le parti scendevano montagni. Da di là, e la montagnetta della casa ha fatto un tunnel lungo, 2 famiglie, un tunnel lungo, con le tavole sopra, rimesse alla terra, e noi stavamo lì sotto. 3 notti, aveva paura che le cannonate arrivavano, però mi diceva, se arrivano le cannonate, magari sbarcano la casa, però hanno in settembre perché era di là la casa subito. Era più una... No, mio papà era fatto la vera, quindi sapeva di fare come. Ci siamo stati 3 giorni e poi era successo niente. E io invece mi ricordo che noi gatti di siamo dovuti andare via da dove stavo, io stavo avanzando, siamo dovuti andare via perché c'era il campo, e venuti anche a bombardare, ma ragazzi non c'era perché era via. Ma lei quanti anni aveva? Quando Io sono in 30, ero una ragazzetta, ma sono stati tempi. Adesso Insomma, E allora noi altri vedevamo tutte quelle luci che sembrava una festa. E invece il mio zio che aveva fatto la guerra del 15 e 18
capivano che la gente che rientrava che era scollata, e quindi sono passati. Ma quanti anni hai? E poi dopo uno che tornava da scollato, aveva il carro con le vacche, con la roba sopra, era proprio poco distante da casa mia, e una mina l'ha preso, buttato tutto in aria. E come noi altri ci stiamo in quella scolettina. Sappiamo tutti di quello. E dopo poi io ho moltissimo ricordo, perché dopo gli esigui che erano rimasti, ce n'era tanta la roba pericolosa, e noi altri figlioli inesperti ci sembravano dei giochi. E allora I fiori si giocano. questi figlioli avevano lasciato la polvere da sparo, che era come i spaghetti, come quei massi di spaghetti. Allora questi figlioli hanno fatto un mucchio di sta polvere e poi l'hanno avuto un pochino ha messo tutta una fila di spaghettini, poi è andato poco, Sono stati pure. e quando è arrivata dal smucchio, e il mio fratellino era più piccolo e lui si è rimesso di piedi, non è che è molto subito, però dopo tanti stenti, perché lui era all'assoluto, l'aveva preso da sta parte del cuore. Lui e un'altra ragazzina, quella un po' si è avuta per fare, però si è salvata, invece mio fratello C'erano le bombe, quelle della metraglia, da tutte le parti. E noi altri facevano quei sacchi, quei sacchi pieni, poi mettevano i miei fratelli, li mettevano tutti su un posto, poi davano un po' da tutte le parti. I tedeschi che erano da noi, a dormire per 4 giorni, sono partiti la mattina, quello me lo ricordo. Cani e andavano a nord, insomma, io verso il vertice, se passava una cicogna degli americani, la mitraglietta. Appena partiti da noi sono morti tutti fissi. Le cicogne sono apparecchi piccoletti, no? Si rialzavano e poi ritornavano un'altra volta mitraglia. Tutti 10 morti sul piede. Avevo 6 anni. Perciò io mi ricordo quando sono arrivati i tedeschi che già erano in ritirata dal sud. Andava a Botte Felcino? Io sono nato. Io sono nato. Perciò gli erano in ritirata dal sud. Si fermarono qui nei distaccamenti, occupavano delle camere dentro le case, come diceva la signora. E a casa mia presero una camera, ce n'erano 4, era un maresciallo con 3 soldati, molto ignoranti, prepotenti, perché perdevano la guerra, erano arrabbiati, odiavano l'italiano, lì particolare. E ce n'era uno che era un ragazzo molto bravo, perlomeno gentile. Facevano delle razzie, come dicevano, rubavano dai conventi, rubavano vino, ore, tutto. Allora riportarono una piccola damigella di Vinsanto. Questo soldato scese perché mandato dal maresciallo a chiedere un imbuto a mia madre. Mia madre gli disse, beh, quando mi porti giù l'imbuto, questo ragazzo quando riscese da, perché erano le camere erano sopra, c'erano le scale, si vergognava di rendere l'imbuto e lei, mamma gli disse, beh, ma maresciallo, perché parlava un po' di italiano, maresciallo ha detto che deve annusare l'imbuto. Allora questo maresciallo era alcolizzato, si capiva. Una sera, ubriaco, dentro questa camera c'era un quadro di una Madonna. Lui con la spada, col pugnale, la spada, non so che, lo sfregiò tutto. Mia madre a quel punto era offesa, mio padre poi era cattolico. ma per cosa chi? Sì, mandarono dal superiore, da un capitano, non so chi era il maggiore capitano. Lo mandarono subito, spedito immediatamente a quel maresciallo.
maresciallo nel fronte di Cassino per punizione, perché l'oltraggio alla religione, insomma una figura religiosa non lo quelli che erano da nominati venivano i comandanti, diciamo così, sì, forti nella loro autorità, però fondamentalmente erano le religioni cattoliche, insomma, che per loro era un oltraggio. Dipende su che zona della Germania. Vabbè, questo evidentemente era tanto. Doppio ciò, ricordo, quando si andava la sirena dell'edificio che avvisava, diciamo, dei bombardamenti, e gli alleati partivano con gli aerei e venivano a bombardare, perché volevano interrompere, distruggere il ponte in maniera che non permettevano più la ritirata. Rallentavano la ritirata, si ritiravano loro e gli americani dovevano fare i ponti, le ferrovie, per poter prendere. Allora a quel punto eravamo sfollati qui a Santa Croce, sulla collina. Sopra la cima di Santa Croce però c'era un distaccamento di un pezzo di artiglieria dei tedeschi, perché loro controllavano la strada qui di Villa Picchina, eventualmente passavano questo pezzo di artiglieria, avrebbe dovuto sparare, dei mezzi si avanzavano degli alleati. A quel punto eravamo lì noi, io ero un ragazzino, ripeto, allora dalla cima di Santa Croce si vedeva benissimo quando bombardavano il ponte, via Pontefercino, cosa che gli alleati non sono riusciti mai a colpire. Hanno distrutto delle case, nelle esplosioni delle bombe sono morte delle persone sotto il I macello. Paoletti, sono rimasti tutti rimasti a noi e si è salvato il fiore. Sì, È morta qui adesso. sì, Fabrizio, è molto E io ero la contadina di loro. È così. A questo punto la paura era tanta per me, perché ero un ragazzino e io piangevo. Non facevo, non mi vergogno, ma facevo la pipì addosso. Sì, E la paura per esplosione. Non solo quello, quando si vedeva poi di notte quando bombardavano l'aeroporto, allora che lasciavano tutte quelle scie luminose, come dicevano. Perché l'aeroporto era l'aeroporto di Sant'Egidio, qui c'era militare. Era militare. Poi dopo invece l'hanno... Quello- Adesso non è Quello veramente faceva impressione, proprio quelle esplosioni dei lampi, quelle cose, insomma, sono cose che se io chiudo gli occhi ancora le vedo davanti ai occhi. Questo è stato, diciamo, il momento più brutto. Dopo i tedeschi sono andati via, sono fuggiti, sono schierati. Allora di notte si vedevano queste colonne di carri armati, autoblindi, cani, militari. Tutto nel paese, tutti in un cispetto, perché quelli erano suddesi alla maniera incredibile. Si vedevano la luce accesa nella casa, sparavano. Loro ormai erano esasperati, disperati. Facevano più stregi che... potevano fare? Dopodiché sono arrivati questi, dopo qualche giorno, non si sono affacciati subito gli alleati, hanno aspettato che questi si allontanavano. Nel frattempo, ecco, in particolare, il ponte era stato distrutto, ma dai tedeschi, che lo avevano minato per permettere appunto che loro si rallentavano e loro avanzavano, se ne andavano nella ritirata. E io quando ho visto il ponte distrutto, che siamo riscesi da Santa Croce e siamo andati nella piana qui di Pontefercino, dove è la zona industriale, prima di tornare a casa, perché dovevamo essere sicuri dagli alleati che non c'era più nessuno, perché il paese era deserto. Vedere il ponte distrutto, guarda, ma ci viene ancora il nodo alla gola. Io ho pianto. A quel punto siamo ritornati nelle case, poi dietro Consiglio
che hanno cominciato, loro avevano un accampamento, non andavano nelle case, erano tutti nella zona davanti alla Conad, proprio tutti quegli edifici che vedete davanti alla Conad di Borgo Fucino, era tutto un accampamento degli inglesi, degli alleati inglesi, lì c'erano gli indiani, marocchini, c'erano tutte le... Hanno detto che c'erano anche gli scozzesi con kilt, Sì, con le sì, isole. americani, Sì, ma canadesi. generalmente canadesi e inglesi, gli americani non c'erano. In particolare questo, c'erano dei neri, evidentemente avevano una famiglia, ha lasciato la famiglia, ha lasciato dei bambini a casa. Mia sorella aveva 2 anni, la sera venivano a casa, chiedevano il permesso a mio padre di entrare, perché volevano addormentare la bambina. In Cilentana, ma io una casa c'avevo, come quel tedesco con me. La volevano addormentare loro e poi metterla a letto sulla sì. Allora mio padre gli dissero che qualche volta io, ma solo io perché ero più piccolo dei fratelli, perché io avevo 6 fratelli più grandi di me, 5 fratelli e la sorella. E io 6. Tutti eravamo 7, insomma. E io potevo andare al campo degli alleati con mia sorella piccola, perché loro avevano preso affetto con questa bambina. Se l'abbracciavano, la portavano a spasso dentro l'accampamento. Io dovevo stare lì vicino alla sentinella, però. Non era permesso per me circolare. Mi davano la cioccolata, mi davano il pane con la marmellata e io ci andavo volentieri, mangiavo, se mangiavo una vacca gente. Perché noi anche eravamo